Allora, buonasera a tutti e di nuovo buonasera agli amici giornalisti con cui siamo stati un attimo di sopra. Chi è arrivato invece adesso lo saluto, è arrivato puntualissimo, era una cosa diciamo riservata a quella che abbiamo fatto un attimo prima. Non ripeto quello che abbiamo detto prima perché l'avete già sentito, ma per le persone che giustamente sono arrivate adesso solo due parole. Questo è l'ultimo incontro che noi facciamo di questo tipo qui in museo nell'ambito di questo anno dedicato a Giovanni Miani, i 150 anni dalla morte di Giovanni Miani nel 1872 a novembre, esattamente in questo periodo, in questi giorni, che abbiamo voluto dedicare alla figura di Giovanni Miani proprio perché è una figura che noi stessi abbiamo scoperto o riscoperto facendo il restauro dell'allestimento nuovo dopo il 2000 e che abbiamo assolutamente capito che andava valorizzato, che andava riscoperto, che andava portato alla conoscenza delle persone, della comunità scientifica, la parte che riguarda la collezione, di cui è stato detto qualche cosa di sopra dalla collega dottoressa Zampieri, e altre cose sono state raccontate nei vari incontri che abbiamo fatto. Questo è l'ultimo incontro di questo ciclo che ha curato Adriano Favaro con la sua braccio destro nonché sinistro moglie Sandra, che ringrazio ancora per averci aiutato in questa cosa. Questo anno è stato popolato di una serie di attività che abbiamo dedicato a Miani, dei piccoli materiali che avete visto. Prima di lasciare la parola a Adriano e al professor Frinelli, che sono felicissimo di avere il nostro ospite oggi, che ascolterò molto volentieri insieme a voi, vi ricordo solo gli ultimi appuntamenti che abbiamo ancora nell'ambito di queste attività. In particolare venerdì 18 novembre, che dovrebbe essere proprio i 150 anni giusti, all'Ateneo Veneto, per portare questa cosa anche al di fuori del museo, ripercorreremo appunto la figura di Giovanni Miani, ma soprattutto la sua collezione, e esporremo le ricerche che sono state fatte, perché abbiamo dedicato anche una parte di questo anno e delle risorse e dei consulenti per studiare questa collezione, quella che abbiamo, e tutto quello che Miani ha raccolto e che era andato disperso in giro per l'Europa, che abbiamo cercato con il dottor Lancerotto, che insieme a me e la dottoressa Zampieri racconteranno questa cosa all'Ateneo Veneto il 18 novembre alle 17:30. Mentre domenica 27 novembre ci sarà ancora la possibilità di fare la visita con la dottoressa Zampieri e Elia Lancerotto, una visita dedicata alle 10:30 alla collezione, quindi la possibilità di andare a vedere la collezione e sentire raccontare tutta la storia della collezione e tutte le curiosità, e poter chiedere ciò che più si ha voglia di scoprire. Il 13 novembre, quindi domenica che viene, e il 4 dicembre alle 10:30 ci sono i laboratori invece per famiglia, quindi famiglie con bambini, esploratori della natura selvaggia, che vengono condotti qui in museo da Sabrina Cardi. È un laboratorio, sono gratuiti per famiglia, basta iscriversi, e sono dei laboratori che abbiamo sviluppati apposta sempre sulla storia, sulla figura dell'esplorazione e Giovanni Miani, all'insegna dell'avventura e della scoperta, famiglia e bambini insieme. Mi taccio, lascio la parola perché c'è molto che vi verrà raccontato anche oggi, quindi lascio immediatamente la parola. Io proprio mi tolgo di torno, mi metto di là che guardo e ascolto molto meglio e mi diverto. Allora, di nuovo, benvenuti, lascio la parola a Adriano Favaro, che introdurrà e chiuderà anche questo percorso, e vi auguro di divertirvi come mi divertirò di sicuro io. Grazie Luca, grazie a tutti. Lo cavo perché sennò dopo passo per un altro. Allora, vi presento fra un istante Franco Fagnelli. Come funziona il coso qua? Non si sa.
Margherita o se no Silvia, perché se tocco io si spegne tutto. Allora, Franco Farinelli poi lo presento in 20 secondi o anche 25. Adesso ci regaliamo 3 minuti, perché se io chiedo a qualcuno dei miei amici giovanniniani mi dirà sarà un calciatore, sarà una roba del genere, ma giustamente sarà, perché non è nessuno. Volevo invece il titolo vero che suggerisco a Luca, dove si è collocato, eccolo là, è Bastardo senza patria, perché Miani nasce da un baragadin, quasi sicuramente da una serva, tra virgolette, viene qua a Venezia, nasce a Rovigo, viene a Venezia a 14 anni e parte, la sua vita parte a 14 anni. Era un po' battagliero, faceva casino a Rovigo, lo sappiamo. E vedete che ho scritto anche Piero Savognà di Brazzar, per vedere già che capiamo l'epoca, altrimenti non ci siamo. E questa è la copertina del libro che ha raccolto, è il primo e unico libro che ha raccolto i diari nel 1972. Lo trovate forse in circolazione, è difficile, eccetera. Ci sono tutti i diari. No, non è un gran cronista, nel senso che non scrive benissimo, fa anche degli errorucci, però racconta tantissime cose e lo fa con una grande, grande capacità di analisi e di descrizione. Prima sopra vedevamo una pagina dove dice: ho distrutto il villaggio di Madi. Come ho fatto? Ho sparacchiato dappertutto, abbiamo preso il capo, l'abbiamo sezionato, non uso i termini che usa lui, e siamo passati oltre, arricchendoci di qualcosa. Fine delle operazioni. Questa era l'Africa del 1862. Perché questa roba che ho trovato forse il piccolo di Trieste dall'inizio del fine 800 primi 900? Perché il dado Liebig era la salvaguardia anche di Miani. Se mancava il grano si moriva di fame. Voi riuscite a leggerlo? Sì. Io rimediai con lo spirito e la conserva di carne Liebig. Ne aveva portate una grande quantità e era il brodo di allora. Attenzione, non era inventato, era del 1777 ho trovato la prima ricetta. Quindi il brodo, c'è un libricino piccolissimo scritto per i viaggiatori da un anonimo che dice: volete andare, prima preparatevi il brodo, e ci metteva 2 giorni di lavoro. E lui veniva vestito, quando torna a Venezia nel 1862 regala le cose che sono sopra e che sono state esposte in questa sala. Dopo cosa fanno? Le mettono in la sua collezione, una delle più importanti collezioni africane d'Europa, di sicuro la collezione intatta, cioè non ci sono falsi, non ci sono copie, non ci sono repliche, eccetera, tutta roba usata che prendeva o pagava. I termini sono uguali qualche volta, e attenzione, gli esploratori sono anche un po' dei rapinatori, ma l'hanno fatto, non è colpa nostra. Bene, nel 1862 mettono tutto nelle casse. E lui dice: ho trovato le carte, che scrive al comune, dice: le rivoglio indietro, brutti, maledetti, farabutti, usa delle parolacce, eccetera. Vi ho regalato questa roba che è la fatica della mia vita, di anni di lavoro, perché le esponete. E questi non gli hanno neanche risposto. Questa era l'Africa di Miani, era l'ideale geografico, mitologico, la fantasia. Questo è il diario consolato degli Stati Uniti, come potete vedere, di Miani, che adesso è al Museo Pigorino, Museo delle Culture, mi pare. Prego? Sì, ho detto diario, ma è passaporto. Finalmente una che capisce le differenze è mia figlia, bravissima, ma per il resto io non ci scusate, ho la testa nel diario. Bene, che dovrebbe essere restaurato. Il Museo delle Culture di Roma chiede aiuti finanziari: se avete 10 euro, 5 li mettete qua nel Museo di Venezia e gli altri li date lì. Questa è una delle carte che lui costruisce, perché lui, per prendere soldi dai francesi, e perché ho detto un bastardo senza patria, perché nelle sue lettere, nel suo diario dice: se ci fosse Venezia 1800, quando arriva Napoleone, 1805, lui nasce nel 10, no? Se ci fosse Venezia avrei, e poi arrivano gli austriaci, quindi se ci fosse Venezia, se avessi una patria, chissà cosa farei. E quindi scrive agli austriaci e per guadagnare, guardate l'Africa. Vedete che è poco colorata, questa è meglio di così, questa foto è stata fatta in famiglia, era nella mostra di Rovigo finita quest'estate, ed è un'Africa assolutamente selvatica. Ma sappiamo quanto è grande l'Africa? Ci stanno la Cina, ci stanno gli Stati Uniti, sì, ci sta il Canada, ci sta l'Europa, ci sta il Madagascar, ci sta il Giappone. Mi fermo. Questa è l'Africa. Quando la vediamo nelle carte, poi Franco ci spiega, è un po' piccola per me, secondo me. Questi 2 signori, me li dimentico sempre, si chiamano, quello a destra non so, quello a sinistra non lo so, uno si chiama Thibault, che è il nome dell'ambasciatore francese, e l'altro si chiama Sherala, che vuol dire fortuna divina. Sono i primi 2 pigmei che arrivano in Europa.
Nel 1815 un signore che si chiamava Leopardi dice: ma chi crede ai pigmei è uno scemo, no, assolutamente non esistono, eccetera, e discutono. Quando arrivano a questi due ragazzetti che vengono portati a Treviso e poi finiranno la loro esistenza a Verona abbastanza presto, uno si ammala prima dell'altro e poi hanno l'aria un po' triste qua, figuriamoci quando vedono gli italiani, li portano come oggetti di studio ovunque, anche con una, come dire, situazione un po' cattiva, perché spogliati, misurati, fotografati, eccetera. Cominciano le fotografie, la foto arriva nel mondo 1850 circa. Qui è morto, e questo è il posto dove hanno ritrovato alcune ossa che poi sono state riportate. Qui è morto nell'ultimo viaggio, 1872, Miani. Racconta: adesso sto morendo, scrive queste cose e si scava la fossa. Quindi è un personaggio difficile da raccontare. Perché continuo con un'altra cosa che faremo velocissimo? Perché questo invece è lo sguardo che un'altra nazione, la Francia, tanto per capire la differenza, Franco e poi sono da te, la sguardo che fa a Piero Savorgnan di Brazza. Voi tutti conoscete una città che si chiama Brazzaville. Sì, l'avete sentita, dai, alle elementari, bocciata. Bocciata, via, 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 via. Io sapevo tutte le capitali dell'Africa. Brazzaville, Congo. Brazza, si chiama Congo Brazza, proprio così. È il nome dato a Piero Savorgnan di Brazza, che fa, quando ha 14 anni, questa carta è adesso a Udine, l'ho fotografata io, e scrive: paese che sarebbe interessante visitare. Lui nasce in Francia ma è friulano. I Savorgnan risalgono alle crociate. Il primo Savorgnan è dipinto con le armature, una cosa ridicola, bellissima da vedere. Bene, cosa fa lui? Cosa fa Savorgnan? Però l'Africa è quella che ha incontrato Miani. Questa è l'Africa vuota, non c'è quell'Africa. Bene, andremo in cerca con... Qui si fa fotografare da Nadar e vende questa foto per finanziare la propria spedizione. Ogni tanto, quando in Africa, scrive anche alla madre: mamma, ho bisogno di soldi, la madre vende dei campi in Friuli perché ci sono i dati documentari, notarili, eccetera, e lui i soldi li usa per liberare gli schiavi. Siamo in un'altra atmosfera. Il signore che abbiamo detto prima, Miani, sparacchiava, questo va lì con un altro mondo, con un'altra ottica. Vedete com'è l'area posta, eccetera, eccetera. Questo è lui, assieme ai cugini e ai parenti. E questi sono i suoi disegni trovati per caso, come per caso sono stati trovati alcuni materiali trovati per caso in un mercatino a Parigi. In un mercatino delle pulci a Parigi hanno trovato questo, le ha trovate il nipote che è un architetto. Questo era il Brazza, così come lo mitizzavano i francesi, perché l'ippopotamo, le cose, c'era una grande narrazione di questa opera, e qui erano figurine, pacchetti di sigarette, c'era di tutto. Brazza era il mito. Ovviamente era un mito anche perché ai francesi interessava fare cosa? Trovare spazi per le loro colonie contro i belgi. E quindi gli esploratori e la geografia, consciamente o meno, sono tutti spioni, tutti un po' all'attacco e tutti per conto di qualcun altro. Prima l'ho visto con una collega, ma non... Ah sì, collega. Si vede poco, ma in alto a sinistra è scritto? Louis Vuitton, esatto. Louis Vuitton fa questo armadio scrivania portatile e multipla, guardate in fondo, in basso a destra, pubblicato con l'amabile permesso della casa Vuitton, Champs-Élysées vicini. Lui, Brazza lo disegna, lo disegna e dice: vorrei una roba così, e quello glielo fa. E quindi no, c'era anche un po', erano anche fighi quando andavano in giro, mica compravano dall'Ikea, cioè si sapevano organizzare. E lui, un grande personaggio, l'occhio eccetera, morirà per questi signori, perché la togliamo questa foto perché non è carina, ma insomma è così, perché Piero Savorgnan di Brazzan nel 1804 viene chiamato dai francesi per andare a vedere se erano trattati male i neri. Lui va, conosce il suono del tamburo e con i tamburi si parlavano, e lui dice, e comincia a fare la sua ispezione. Non riesce a tornare perché muore a Dakar, però le sue carte tornano, e 1904 sono passati esattamente 6 anni da Cuore di Tenebra di Conrad. E quindi è un'Africa diversa, è un'Africa che ormai è in mano agli europei, fastidiosissimi, eccetera. Giovanni Miani viene chiamato anche il Leone Bianco perché con questa barba che girava per Venezia, eccetera, finiva così. E questi sono i disegni di fotografie di questi due portati in giro. Ritorniamo su Franco Farinelli, e mentre Silvia si organizza, Franco Farinelli
io l'ho conosciuto alcuni anni fa per caso in una scuola, ma le avevo letto i suoi libri, siamo tutti al liceo Giordano Bruno a Mestre, ma avevo letto i suoi libri che sono onestamente mica facili, tolto uno bellissimo che viene da una trasmissione televisiva, L'invenzione della Terra, un altro, la critica della geografia. Beh, insomma, bisogna avere coraggio, però i libri o sono interessanti o non lo sono, i suoi sono interessanti. È stato presidente dell'associazione Unione Geografi Italiani ed è considerato uno dei più importanti geografi italiani, europei, ma non so se sia vero, posso anche dire delle stupidaggini. Poi Franco mi dici tu ti stai sbagliando, ok? Il risultato, che cosa vuol dire? Siamo di fronte a un uomo che ci fa guardare il mondo, e il titolo merita anche questa attenzione, con un occhio diverso. Ha insegnato a Bologna, ha insegnato in tante università del mondo. Il suo primo libro era sugli indiani? Sì, hai scritto una roba. Il villaggio indiano. Me lo ricordo io. Non ricordavo. Vai. Franco Farinelli. Guardate, io sono... Sì, Franco Farinelli, sono io. No, aspetta, bisogna... Si sa mai queste cose. Tieni questo. Prendo questo. Allora, io davvero sono... Dunque, visto che c'è una genealogia che è già iniziata, io devo dire che io ho fatto il geografo, in qualche maniera io discendo da Miani, meglio, dalla cultura veneziana, perché il mio maestro di geografia era un veneziano. Si chiamava Mario Ortolani e mi è molto caro ricordarlo in questa sede. E mi trovo a Venezia, cioè all'immagine che io ho avuto. Io sono nato sulla costa, nel Golfo di Venezia, certo, ma un po' più giù di Venezia. E perché quando da piccolo io leggevo che nei caffè di Venezia vi erano più donne che uomini, io che sono nato nel Regno di Napoli stentavo a credere questa cosa. Stasera mi pare invece che sia proprio così di fronte a me. E guardate che non è normale, tra virgolette. Siamo davvero in Veneto, a Venezia anzi, e mi fa molto piacere. E la figura di Miani, che è l'occasione, il pretesto per il quale io sono qua, è una figura, è stato già detto, straordinariamente interessante, sulla quale c'è ancora molto da capire. Non tanto quello che ha fatto. Lui ha scritto, la figura è nota in qualche forma, ma quello che si stenta ancora oggi a comprendere di questo personaggio è il fatto che lui viene da molto lontano in termini culturali, proprio in quanto partecipe della cultura venetica fino in fondo. Lui viene da molto lontano. Allora io oggi, stasera, intanto cerco di spiegare da dove venga una figura così atopica, inclassificabile in realtà, nella storia dell'esplorazione. La figura di Miani ha sempre avuto la potenza che deriva dalla posizione marginale. Lo dico rapidamente, poi magari se c'è l'occasione ci torno sopra e poi magari se mi fate delle domande io sarò molto lieto di tentare di rispondere. I viaggi lui si aggira nel continente africano in un momento in cui siamo a metà dell'Ottocento, è stato già annunciato dalle immagini di prima, in cui le grandi potenze straniere, soprattutto l'Inghilterra, oltre che la Francia, c'è un passaggio nel suo libro dove lo dice molto chiaramente. Io sono arrivato molto vicino, lui lo sapeva perfettamente, al lago Vittoria. Ma dicevo anche compreso che per me sarebbe stato molto difficile arrivare fino alla sorgente. Perché gli inglesi erano già sul campo. E guardate che era una partita molto impari tra l'energia di questo straordinario personaggio, cui toccava di volta in volta, anche questo è stato già annunciato,
trovare soldi per finanziare le sue 2 o 3 spedizioni in Africa, e i grandi apparati delle potenze coloniali che agivano come una sorta di intelligenza collettiva dotata di mezzi assolutamente superiori a quelli di Giovanni Miani. Da questo punto di vista, guardate che con Miani, certo c'è Savorgnan, ma siamo già nel Novecento, il gioco è già fatto, la partita è chiusa sostanzialmente. Sì, resta qualcosa naturalmente da vedere, ma la vera partita è chiusa. E l'ultimo a giocarla, con i suoi soli mezzi, è stato appunto Giovanni Miani, alla cui abilità, capacità, toccava anche il compito di volta in volta finanziare le proprie spedizioni senza nessun ricorso ad apparati statali potenti, come quelli delle potenze coloniali che entravano prepotentemente. Però per capire a che punto l'opera di Miani arriva, qual era insomma il contesto, quali erano le condizioni al contorno, come direbbero gli scienziati che si occupano di cose fisiche e non di cose umane come noi, bisogna prendere un po' la storia, non dico la lontana, ma insomma stabilire o tentare di stabilire una specie di genealogia, insomma, perché ne va di che cosa? Ne va dell'immagine del mondo, della costruzione dell'immagine del mondo moderno. La partita era questa. E dico subito, dietro Giovanni Miani c'era Venezia, c'era la cultura veneta e venetica. Potete già vedere cos'era il mondo all'inizio del 300. Questa è una mappa mundi, non esiste più. È stata distrutta dai bombardamenti alleati su Hannover. È la mappa di Erbsdorf. Per fortuna era stata fotografata in precedenza. Ma quando nel 1944 si bombarda la Germania, anche questa immagine, anche questa mappa viene distrutta. E l'ho scelta perché dà esattamente l'idea di cosa il mondo fosse. Guardate, ripeto, sarò molto lieto di rispondere a tutte le domande. Già questa immagine, a voler davvero tentare di comprendere, richiederebbe 2 o 3 ore di discorso. Basti qui dire che ne va in questa immagine, siamo all'inizio del 300, ed era forse l'esemplare di cui si ha memoria, più maestoso e più grande di quelle mappe mundi che a partire dal 300 decoravano le pareti di molte chiese europee. Tutte poi chiese. Tutte immagini poi scialbate, ricoperte, distrutte, prima ancora dei bombardamenti alleati su Hannover. Era la parete di una chiesa, quando la chiesa era il luogo dove si cercava di comprendere il mondo in tutti i sensi. Qual è l'immagine medievale del mondo? Se non la comprendiamo, davvero si stenta a capire la specificità, l'originalità, il valore anche del Miani. Come potete benissimo vedere, in questa immagine del mondo, che ripeto fa testo, rappresenta quella che era l'immagine medievale del mondo, semplificando mica poi tanto, ma insomma assumendolo nel suo valore generale, illustrativo. Il corpo di Cristo e il mondo sono la stessa cosa. Vedete, in alto, su, c'è la testa di Cristo. In basso, i piedi. E sui lati, che si bagnano nell'anello liquido che è l'oceano, che circonda la terra concepita come un'isola, tutta circondata dal mare, si vedono le mani. E siamo nel cuore
della nostra religione, perché si tratta del mistero dei misteri, del sacramento dei sacramenti, dell'Eucaristia. È di qui che bisogna partire, anche per tentare di inquadrare la figura del Miani nel suo contesto più proprio. All'inizio del 300, ecco perché esattamente in quell'epoca in molte chiese europee si producono queste immagini, esattamente così. Il corpo di Cristo e il corpo della terra sono la stessa cosa. È il mistero appunto dell'Eucaristia. Cosa c'è sull'altare al momento della celebrazione del mistero? All'inizio del 1300, Roma locuta est. Roma dice che sull'altare, in quel momento, c'è il corpo vero di Cristo, di cui si celebra esattamente a quel punto della messa il sacrificio. Non c'è l'immagine come altri volevano, non c'è la copia, non c'è l'idea, non c'è il simbolo, no, c'è il corpo. L'ostia è il corpo di Cristo. Non l'immagine del corpo di Cristo, il corpo di Cristo. La mappa non è l'immagine della terra, è la terra. Si parte di qui, perché tutta la modernità consiste esattamente nel ribaltare il discorso. Questo è il mondo così come si presentava all'uomo del Medioevo. Il mondo è il corpo di, la terra è il corpo di Cristo. Non c'è misura. Sarebbe stato blasfemo misurarlo. Al centro si vede, c'è Gerusalemme. E tutto il resto, che è quel quadrato dorato, tutto il resto, come dire, viene disposto a una distanza, grosso modo, ma non c'è un grammo di quello che noi oggi chiamiamo spazio. Non c'è. Il mondo si presenta nella sua articolata varietà. Vedete quella vignetta accanto, in alto, su in alto, accanto al... questa. Ecco, quello è il paradiso terrestre. Si vede, se si potesse ingrandire, si vede molto bene l'albero del bene e del male, il serpente che tenta e Adamo ed Eva. Il paradiso terrestre è una parte della terra. Guardate, anche Cristoforo Colombo, come dire, un buon paio di secoli dopo, quando arriverà nel suo secondo viaggio in corrispondenza delle foci dell'Orinoco, è impressionato dalla quantità d'acqua, dell'apparato del tizio di questo fiume e scriverà nel suo diario, siamo alla fine del 400, scriverà nel suo diario di essere arrivato alle porte del paradiso. Questo era il mondo prima della modernità. Perché la modernità, voleva dire in un attimo, e con tutta la semplificazione che è inevitabile, la modernità esattamente si fonda, si incentra esattamente sul rovesciamento di questa immagine del mondo stesso. Un'immagine che da qualitativa diventa quantitativa.
Perché il Miani perde la vita nel tentativo di raggiungere le sorgenti del Nilo? Diciamolo subito, c'era quasi arrivato, sapete. Mancavano 60 miglia al lago Vittoria. E lui lo sapeva. E più di una volta lo scrive in ciò che ha scritto. Viene ingannato dagli indigeni. Non era così suasivo come saranno e gli inglesi che davvero per primi arriveranno al lago Vittoria. Ma lui sa che quella è la strada. Suasivo vuol dire soldi, monete, regali, minacce, armi, un po' di tutto. Secondo me vuol dire avere alle spalle una cultura e una organizzazione molto più efficace nel gestire il rapporto con le altre culture. Ma questo era il mondo. In un momento in cui, anche questo va subito ricordato, altrimenti non si capisce, non si apprezza il valore di questa figura, e può sembrare strano dirlo oggi, e questa è una successiva ragione per ripeterlo anche qui, che in 4 città italiane, Roma, il Vaticano, Venezia, Genova, ne manca una. E come i 7 nani viene sempre dopo, no? Sì, dai, ma ne manca una che è importante, accidenti. No, Roma, scusate, sono un po' stanco. Roma, Venezia, Genova e Firenze. Scusate, era quella che viene subito dopo, non vi preoccupate. Bene, in queste 4 città, e non l'ha scritto un italiano, l'ha scritto un francese. In queste 4 città si deteneva allora una conoscenza del mondo, negli archivi privati e pubblici, una conoscenza del mondo ineguagliata da parte di qualsiasi altro paese. Anzi, questo signore francese, questo storico francese della fine dell'Ottocento dice: guardate che se voi mettevate insieme tutto il sapere relativo alla forma e al funzionamento del mondo da una parte e cumulavate invece il sapere circa il funzionamento del mondo, la sua forma, la sua foggia, le sue caratteristiche, insomma, complessive, detenuto negli archivi di queste 4 città italiane, bene, era molto superiore a quello detenuto in queste 4 città. Sì, insomma. Oggi stentiamo naturalmente a realizzare una condizione di questo tipo. Ma allora era così. E naturalmente Venezia giocava una parte molto importante in tutto ciò. Lo dirò verso la fine se ci sarà tempo. Questo era il mondo. Non c'è misura, non c'è metrica. Vi sono delle qualità. Per dirla con un termine che può funzionare adesso, anche se il mondo si componeva di luoghi, cioè di parti, ciascuna dotata di specifiche qualità che non corrispondevano a quelle degli altri luoghi. La differenza fondamentale tra luogo e spazio è esattamente questa. Spazio è un termine che viene dall'antico greco stadion, lo stadio, e per gli antichi greci lo stadio era la misura metrica lineare, attenzione qui, standard. Significa che si applicava ovunque e comunque, era sempre la stessa cosa. Lo spazio è il regno dell'equivalenza generale, direbbero gli economisti dell'Ottocento. Se il mondo è uno spazio, tu puoi cambiare, puoi spostare una cosa da una parte all'altra e il mondo resta lo stesso.
perché le parti si equivalgono, è l'equivalenza. Se il mondo invece si compone di luoghi, è come il vestito di Arlecchino. Ogni pezzettino ha la sua qualità. Non la puoi scambiare. Certo, viene in mente Marco Polo, siamo a Venezia. Una figura che è molto presente a Almiani. Viene in mente Marco Polo. Beh, ma anche nel milione, scusate, non c'è mica spazio nel milione. Non c'è una misura metrica lineare nel resoconto che Marco Polo fa dei suoi viaggi, dell'andata e del ritorno verso il regno, verso il Katai, il regno dell'imperatore dei Mongoli. Come fa Marco Polo a calcolare la distanza? Perché la distanza esiste. Scrive Marco Polo. E quindi uscimmo dalla città di Cambaluc. Dopo la città vi è un deserto. Il deserto dura 1 giorno e mezzo. Dopo il deserto c'è una foresta. La foresta dura mezza giornata. Le cose durano, non hanno estensione, hanno durata. Sono luoghi irriducibili l'uno all'altro. Le cose iniziano a cambiare da questo punto di vista, nell'idea che la cultura europea ha del mondo con la modernità. Vediamo un po' se riesco a... No, ecco. Ecco, vedete, ho scelto questa immagine quasi per caso. Cristo e i 2 ladroni. È un'immagine medievale. Le dimensioni di Cristo sono molto maggiori, sono più grandi. Il corpo di Cristo è molto più grande di quello dei 2 ladroni. Perché? Perché la qualità del soggetto, Cristo e i ladroni, è incomparabile. Non c'è lo spazio. Non c'è ancora la riduzione di tutto ciò che esiste ad un'unica metrica, ad un'unica logica, ad un'unica chiave. Chiave è un termine che il nostro esploratore adopera molto. Non c'è ancora nel Medioevo. E questa è un'immagine medievale. Basterebbe già questo a definirla immediatamente, dal punto di vista storico. Quello no. Siamo a Venezia, lo dicevo. Siamo a Venezia. Metà del 400, parlare di questa raffigurazione geografica a Venezia, ai veneziani, io non oso, se non per ricordare che cosa. Una cosa importante, metà 400, Fra Mauro, San Michele. Per la prima volta, il paradiso viene spunto dalla terra. Il paradiso lo vedete in basso. Siamo a metà del 400. Ma è la prima volta che su una rappresentazione geografica il paradiso non fa parte della terra. Esiste naturalmente. Ma non si ha più, come dire, la sicurezza di collocarlo in un punto della terra stesso. Ripeto, Colombo crederà quando all'Orinoco ma la visione veneziana era già diversa da quella genovese, perché dimenticavo di dire prima, ricordando le 4 città più importanti, che ognuna di esse poi si procurava, costruiva e cercava di difendere la propria immagine del mondo, che era quella che serviva alla gestione degli affari. Ma qui per la prima volta Fra Mauro, il camaldolese di San Michele, espunge, separa, distingue.
Non solo, ma adesso questo è un particolare, non si vede molto bene, ma qui inizia, si vede ancora l'anello dell'oceano che circonda, sì, questo blu, che circonda la Terra. E però non è così. Se voi guardate il complessivo, voi vedete che il modello del cerchio d'acqua che circonda l'unica isola di terra emersa, cioè il modello medievale, comincia letteralmente già a fare acqua. Il rapporto tra la terra e il mare si complica. Resta il modello medievale, ma si incrina, si articola. No, il rapporto è complicato. Non è così semplice. La schematizzazione medievale funziona fino a un certo punto. E questo perché, sapete, i marinai, gente molto pratica, i naviganti, gente molto pratica, aveva già compreso che il modello medievale, siamo a metà 400, tra una quarantina d'anni Colombo farà la sua epica impresa e le cose non sono come i secoli passati se le raffiguravano. E questo qua, vero? Ah, ecco. Ecco. Se io dovessi salvare una sola cosa, voi sapete che ogni tanto, no, parte un'astronave dove l'umanità mette qualche oggetto, qualcosa che andrebbe salvato comunque. Se io dovessi salvare un solo modello che valesse, che potesse tentare di spiegare a un marziano che cosa è stata l'epoca moderna, io salverei questo. Questo disegno che viene dalla geografia di Tolomeo. Tolomeo, attenzione, Tolomeo era un signore che è vissuto nel secondo secolo d.C., cioè vale a dire al tempo del massimo splendore ed estensione dell'impero romano. Era egiziano, scriveva in greco ed era suddito dell'impero romano e abitava la più fantastica città mai esistita, insieme con Venezia, cioè Alessandria d'Egitto, dove tutte le lingue, i modelli, le culture si incontravano, si contaminavano, si fertilizzavano a vicenda. Il testo di Tolomeo viene dimenticato completamente con il crollo dell'impero romano nel IV secolo d.C. Nel Medioevo soltanto in Sicilia si conosceva ancora Tolomeo, perché Sicilia era terra araba e gli arabi l'avevano tempestivamente tradotto e circolava senza problemi. Ma nel resto dell'Europa la geografia di Tolomeo, la lezione di Tolomeo, che era poi una soltanto, sapete, ciò che questo modello rappresenta. Come si fa a trasformare la sfera terrestre in una mappa? Tecnicamente oggi si chiama questo procedimento proiezione. Piacerebbe parlarvene, ma insomma, poi fatemi delle domande, vi prego, su questo, perché è una storia molto interessante, perché il termine è moderno. Tolomeo nel suo testo parlava di modo di conoscenza. Proiezione, termine molto moderno. Tolomeo insegnava questo, a prendere un globo, una sfera, lui costruiva dei globi, a prendere una sfera e a trasformarla in una serie di mappe. Insegnava la maniera, attenzione qui perché questo è decisivo, di prendere la sfera terrestre, trasformarla in una serie di tavole, cioè di sottrarre una dimensione al modello, perché la sfera ha 3 dimensioni evidentemente. Sì, adesso deve essere un po' tecnico, scusa, è soltanto un minuto, sapete. La sfera non soltanto ha 3 dimensioni, a differenza della mappa che ne ha 2, ma topologicamente, cioè matematicamente, sono modelli irriducibili l'uno all'altro. In altri termini, detto alla buona,
Non è mai possibile, per quanti sforzi si faccia e per quante precauzioni si possono adoperare, non è mai possibile trasferire in termini matematici, perché il problema di Tolomeo è matematico, è la correttezza matematica, qualcosa che non esisteva prima, circa l'immagine del mondo. Non è mai possibile trasferire in termini matematici corretti una sfera su un piano. In questa traduzione, chiamiamola così, qualcosa si perde fatalmente. Ecco perché esistono migliaia di tecniche di proiezione, cioè di operare il processo di trasformazione della sfera in un piano. Migliaia di tecniche perché chi fa l'operazione, che ha da essere matematicamente coerente al proprio interno, deve scegliere quale bugia dire. Deve scegliere come ingannare chi guarda. Ogni mappa inganna, sapete. Quindi ogni mappa è politica. È molto più, la politica viene, la politica, no, ti rispondo dopo. Nel senso di policy, di costruzione. Certo, ogni mappa è politica, va bene, mettiamola così, ogni mappa è politica. Cioè dipende da una scelta a priori che falsifica consapevolmente la forma della Terra. Dipende dall'interesse che tu hai. Quando siamo a Firenze, un'altra di quelle città che in questo momento, in questi secoli, si combattevano producendo modelli del mondo. Quando Paolo dal Pozzo Toscanelli fa la sua mappa, quella che Colombo ha in tasca, dice la bugia consapevolmente. Raffiguri il mondo in maniera tale che la costa europea e quella asiatica, in mezzo alla quale c'è ciò che poi Colombo scoprirà e non credeva che ci fosse. Vabbè, lasciamo stare. Bene, ma comunque l'immagine, la carta di Paolo dal Pozzo Toscanelli non esiste più, non si sa dove sia finita. C'erano almeno 3 esemplari, ma non si trovano più. Uno l'aveva Colombo sicuramente, l'altro l'aveva il re di Spagna. No, l'altra si è persa perché poi c'erano delle copie, ma in ogni caso noi sappiamo per certo che Toscanelli aveva barato consapevolmente per invogliare il re di Spagna a finanziare l'impresa, aveva, come dire, calcolato un'ampiezza dell'oceano molto minore di quanto a lui stesso risultava. Miani dice che il Nilo è più lungo dell'ampiezza del mare tenebroso, cioè dell'Oceano Atlantico. A segno di quanto, come dire, l'operazione fiorentina avesse segnato per sempre, nel bene e nel male, la storia dell'esplorazione, diciamo così, del mondo da parte europea. Perché stiamo narrando soltanto questa, nel frattempo c'era anche un'esplorazione asiatica del mondo stesso, insomma la Cina, anche l'India, ma comunque. Ma questo è il modello. Tolomeo scompare dalla cultura europea nel IV secolo d.C. Non da quella araba, ripeto, ma da quella europea sì. E viene riscoperto nel 400, quando il cardinale Bessarione, che a Firenze insegnava greco, da Costantinopoli fa tornare, dopo 1000 anni esatti, anzi dopo più di 1000 anni, fa tornare una copia di Tolomeo, con questi schemi e con il procedimento matematico di trasformare la sfera terrestre in una serie di mappe. Voi vedete qui quell'indice che c'è lì
questo, il regulamentum, questo è lo spazio, la misura metrica lineare standard. Questa è la chiave della modernità. Sì. Tolomeo torna a Firenze, vi dicevo, siamo esattamente alla fine del 300, viene immediatamente tradotto da Angelo da Scarperia in latino e poi in volgare successivamente. E nel 1412, tra il 1412 e il 1427, un signore chiamato Filippo Brunelleschi costruisce il portico degli Innocenti, questo qua. Quel portico che è la facciata dell'ospedale degli Innocenti, che è il primo edificio costruito sulla base della prospettiva moderna. Ma la prospettiva moderna è nient'altro che il trasferimento sul piano orizzontale del modello verticale tolemaico. Qui si vede molto bene la scansione dell'apertura degli archi che è irregolare. È ancora oggi così. Questa è una foto di qualche anno fa, che ho scelto perché ci sono poche macchine, insomma non c'è nessuno, eccetera. Ma se andate a Firenze voi ancora vedete questo straordinario monumento, che per me è il monumento più importante di tutta la modernità occidentale. Perché lo spazio nasce qui. Lo spazio moderno, la chiave di funzionamento del territorio moderno, della faccia della terra, per adoperare l'espressione cara ai geografi tedeschi dell'Ottocento, nasce qui. Il mondo è passibile di un'unica misura metrica, lineare, standard. Standard significa che vale ovunque e comunque. Lo spazio non sostituisce il mondo intero. Voi vedete sullo sfondo c'è una porta. C'è una porta sullo sfondo. E c'è una finestra. Dentro questa finestra venivano deposti i trovatelli. Il corpicino, 2-3 kg, non so quanto possa pesare, no? Qualche etto, veniva, appena passata la soglia, veniva deposto in uno scomparto di una ruota di legno. Il peso faceva lievemente oscillare questa ruota, sicché alla fine del tragitto il fantolino si trovava deposto in una mangiatoia. A quel punto il trovatello diventava figlio di Firenze. Acquisiva un nome, Innocenti, un'identità, diventava un soggetto letteralmente politico. Ma questo avveniva in un ambito che sfuggiva alla vista e che era il corrispettivo che autorizzava che cosa? Esattamente la scansione in termini spaziali del mondo. Tra l'altro con un effetto ottico visivo straordinario. Perché qual è il problema della prospettiva? Qual è il trucco qui? Che i limiti del corridoio sono esattamente paralleli. È l'occhio che restituisce che cosa? Una visione in base alla quale le rette parallele del pavimento, che limitano il portico stesso, se traguardate all'infinito, cioè in direzione della finestrella dove si imbucavano
e questo fino al 1875 ha funzionato esattamente così, si imbucavano i trovatelli, sembravano invece tendere a convergere, cioè a smentire tutta la geometria euclidea. Per la quale, come sapete, dato un punto e una retta, si può soltanto... Questo? Sì. Ecco lo sguardo prospettico, il primo sguardo prospettico rappresentato. Se volete vederlo davvero dovete andare in Santa Maria Novella, a Firenze. Subito entrando sulla sinistra c'è questo affresco che il Vasari volle a tutti i costi preservare, perché in questa pittura Masaccio dipinge per la prima volta in termini prospettici moderni, secondo la prospettiva lineare fiorentina moderna. Guardate, adesso io non vorrei... Sì, guardate lo sguardo di Dio, questo è Dio, il Dio Padre. Vedete come sembra quasi stolido, ecco, non vorrei offendere nessuno, ma è quasi stolido questo sguardo. Non sta guardando niente, è a fuoco, come si dice, a fuoco fisso. Perché lo sguardo, il primo sguardo spaziale. Tutto il resto adesso non vi faccio delle foto, delle immagini, perché tutto il resto invece del quadro presenta una varietà di sguardi. Questo no, questo è prospettico. E all'infinito. Ecco, siamo molto vicini a Miani, sapete, anzi alla tragedia di Miani. Questo invece è il prospetto, il frontespizio cioè, di quell'opera fondamentale per la costituzione dello Stato moderno, il Leviatano di Thomas Hobbes. Il Leviatano è una figura biblica, è un mostro che c'è nelle Sacre Scritture, e Hobbes scriverà che, dovendo tratteggiare la natura dello Stato, ha scelto il nome del mostro più potente che le Sacre Scritture presentassero. Il corpo del Leviatano, il busto, diciamo, e le braccia sembrano semplicemente villose, ma se si potesse ingrandire, voi vedreste che il corpo del Leviatano è composto dal corpo dei singoli cittadini, tutti rappresentati di spalle, perché è una persona astratta allo Stato, che però si compone materialmente della fisicità, per così dire, di tutti i sudditi, termine tecnico corretto in questo caso. Ma non... Ed è un mostro, evidentemente, che si erge sulla faccia della terra che è al di sotto. Abbiamo tempo soltanto di vedere come i simboli del potere, la spada da un lato e il pastorale nell'altro, siamo a metà del Seicento in Inghilterra, quindi la Chiesa anglicana è direttamente controllata dal re. Poi vedete che manca qualcosa. La spada e il pastorale puntano, nel caso di dire, in direzione di un punto che non è rappresentabile, che è al di sopra. E la cui esistenza è semplicemente connessa esattamente a questa indicazione di qualcosa che stia al di sopra, ma che non si può rappresentare, ma dalla quale tutta
la rappresentazione, la natura dello Stato dipende. Ed è questa qui, l'abbiamo già vista, sapete. No, devo tornare indietro. No, indietro. Eccola qua. Vedete? La prospettiva è semplicemente mettersi nel punto F e guardare in direzione del punto G. Il punto G non si vede. Tu puoi guardare soltanto il punto E, che sarebbe il finestrino, sotto il portico degli Innocenti. Ma il controllo dell'intero dispositivo, ciò che non si può dire, il dato oscuro, è esattamente ciò che esorbita dalla potentissima operazione che qui si fonda e che consiste nella riduzione a una mappa geografica matematicamente corretta della faccia della Terra. Questo è lo spazio. Perché lo spazio esista, la Terra deve essere ridotta a una mappa. Deve avere 2 dimensioni. E soltanto a questo patto, in base a questa iniziale trasformazione, Nietzsche avrebbe detto a questa originaria trasmutazione, che la faccia della Terra può iniziare a diventare quella che oggi è. Si pensi alle ferrovie. Le ferrovie sono delle linee diritte tracciate sulla faccia della Terra che non esistevano prima della modernità. Qual è il problema della ferrovia? Perché si costruiscono ferrovie? E anche il Miani sa perfettamente che questo è il destino dell'Africa. Si costruiscono ferrovie per marciare, per avanzare o retrocedere più in fretta. Cioè per fare prima. È la celeritas di cui parla Giulio Cesare. Lo spazio non nasce in epoca moderna. Pure Giulio Cesare, vi ricordate? Veni, vidi, vici. Vici, io ho vinto perché vidi, ho ridotto la conoscenza alla visione, sì. Ma prima ancora, veni, ho fatto in fretta. La modernità si fonda sulla ripresa di questo programma. Ed è qui che la figura dell'esploratore entra prepotentemente in gioco. Stasera qui tra noi rappresentata appunto dalla figura di Giovanni Miani, il quale, ripeto, non aveva nessuna potenza alle sue spalle. La tragedia di Miani è esattamente questa. Lui sa che oltre Khartoum, dove c'è la confluenza del Nilo Bianco e del Nilo Azzurro, ci sono le origini del Nilo, c'è la sorgente del Nilo. Ci arriva molto vicino e scrive più di una volta: sarei contento se chi ci arriverà si ricordasse che io sono andato molto vicino alla meta. Il suo primo libro lo dedica a Ferdinando de Lesseps, che è quel signore che inventa, produce l'Istmo di Suez. E gli dice, scrive Miani, guarda che io e te stiamo facendo la stessa cosa. Stiamo cercando le vie più brevi e più rapide per connettere l'intera faccia della Terra. A questo serviva la ricerca delle origini del Nilo. Tant'è vero che l'Esseps poi finanzierà la seconda spedizione di Miani. È uno dei finanziatori. Ma sempre dal punto di vista, ripeto, di risorse private che vengono
Anche perché, dimenticavo di dire, Miani non voleva fare tutto ciò. Prima Adriano ricordava appunto Bragadin, la famiglia, che certo, ma fino all'età di 30 anni passati, il problema di Giovanni Miani era scrivere e pubblicare una straordinaria storia della musica sulla base degli strumenti musicali. E comincia a farlo. Non riesce più, dilapida tutto i soldi che Bragadin gli aveva lasciato. Non solo nella storia della musica, ma anche con qualche ragazza veneziana. No, era per la verità della cronaca, se no dicono ma è un santo quello. No, vabbè, ma non sono un poco esperto di queste storie veneziane. Non so se sia vero. Ma che sarà sicuramente vero. Ecco, soltanto che, come dire, dopo i 30 anni, il Miani comprende che i francesi e Boulanger, la sfida è quella, per entrare nel cuore dell'Africa, trovare le vie più rapide di penetrazione, ma alle spalle ha soltanto la cultura veneta e i suoi rapporti personali, attenzione. Ma riesce a convincere il viceré d'Egitto che gli finanzia la seconda spedizione. Ed ha rinunciato, sapete, quando Schweinfurt, quello che avvisa la Società Geografica di Roma, ecco, dice guardate che è morto a Mobutu, è morto Giovanni Miani, e lui è a Khartoum ed è il guardiano del giardino zoologico. Non si è mai allontanato, sapete, dalla zona strategica, ma ormai è stanco, è molto stanco. E ha compreso, lo scrive lui, che ci sono forze economiche e politiche di molto superiori a quelle che lui può mobilitare per raggiungere le sorgenti del Nilo, il lago Vittoria, insomma. Ma sta lì, sta in zona. E quando il suo amico Schweinfurt inizia la sua spedizione, allora lui stesso ricomincia in un ultimo disperato tentativo e ci arriva davvero molto vicino, molto molto vicino. Guardate, qui davvero c'è la storia di Venezia in tutto ciò. Perché non è possibile comprendere il carattere eccezionale di questa figura proprio se non rifacendosi alla base economica e culturale del dominio veneto. Dimenticavo di dire che lui aveva partecipato nel 49 ai moti, ha dovuto fuggire da Venezia per questo, insomma. Cioè, era un personaggio, questo signore, perfettamente consapevole di come il mondo si apprestava a funzionare. E tentava di fare con le sue risorse individuali, prima finanziarie e poi di energia, perché guardate, muore di stenti, muore letteralmente di stenti. Non ce la fa più. Non ce la fa più. Non è l'unico esploratore che fa questa fine, ma in lui è evidente, insomma. Cercando di supplire con le sue forze finanziarie e fisiche, con la vita, all'insufficienza dell'organizzazione statale che non aveva alle spalle, a differenza degli altri. Mi viene in mente un altro veneziano a questo punto, sapete? Il padre Vincenzo Coronelli. Padre Vincenzo Coronelli. Morto nel 1718. Morto, cioè, un secolo prima che il Miani nascesse. Perché è proprio nella figura di padre Coronelli che Venezia aveva già dismesso
si era già arresa. I grandi globi, che adesso si possono finalmente, andando a Parigi, rivedere, il globo terrestre e il globo celeste del Coronelli, commissionati dal Re Sole. Il povero Coronelli per anni e anni era andato in cerca in Italia di un re, di un potere che gli permettesse di costruire queste straordinarie macchine di comprensione della realtà che sono i globi terrestri. Ma non c'era riuscito. E proprio alla fine del Seicento, nell'andata a Parigi e nella costruzione di questi grandi globi, si consuma in maniera non molto tragica per Coronelli, però Coronelli non era lieto di costruire per il Re Sole qualcosa che aveva pensato di... Pensate che Coronelli aveva anche proposto al Duca di Modena di costruire un globo che potesse servire da ufficio, cioè un globo che si apriva, il Duca entrava, si chiudeva e stava lì. Vabbè. Coronelli è quello che fa i primi Murazzi, tanto per Sì, capire. sì, tra gli altri. Coronelli è l'uomo che governa le acque dell'Austria, tanto per Sì, dire sì, quanto sì, Venezia, certo. adesso lo recuperi ma nelle immagini e le cose, ma vai dall'altra parte. Personaggio anch'esso straordinario, è generale dei padri conventuali per 3 anni, all'inizio del Settecento poi ha litigato un po', insomma. Però voglio dire, ecco, ma il discorso era chiuso a livello di istituzioni e la parabola del Coronelli, che è costretto a valicare le Alpi per costruire i suoi grandi globi magnifici, restaurati, sapete, una quindicina di anni fa, erano alle Tuileries, tutte buttate in un angolo, vabbè, adesso si possono vedere, sono straordinari. Hanno un'ampiezza di... Sì, perché il globo, sapete, il globo, vabbè, 7 metri di diametro, insomma, sono una roba straordinaria. E era già chiaro, insomma, la disparità di forze e di progettualità politica che era dietro da un lato la condizione venetica, veneziana, ma italiana in generale, e il grande etatismo transalpino che aveva ben altri mezzi, ben altra lungimiranza, ben altre possibilità. E lo stesso vale per Miani, a differenza di più di un secolo. Costretto di volta in volta a rimettere insieme, oltre le sue personali proprietà, i fondi e il denaro che acquisiva sulla base di una certa sua capacità. Fece un errore, sapete, Miani, adesso devo chiudere che sono quasi le 7. Fece un errore probabilmente, almeno io mi sono fatto questa convinzione, perché quando arrivarono Speke e Barton, gli indigeni gli dissero che era molto vicino. Lui riuscì su un albero, su un tamarindo, a 3 gradi e 32 primi di latitudine nord, a incidere le sue iniziali, che furono poi ritrovate, il suo nome, che furono poi ritrovate. Ma da quello che si comprende, gli stessi indigeni, quando arrivarono Speke e Barton, inglesi molto più, come dire, capaci di arti suasorie, suasive, gli dissero che non gli dissero, come avevano detto a Miani, che distava 1 mese di cammino la sorgente del Nilo, il lago Vittoria. Dissero agli inglesi la verità e loro furono quelli che di fatto... Ma Miani lo sapeva. Scrisse anche una volta, ed è commovente, distrutto, debilitato nel fisico, privo di mezzi. Scrisse proprio così, disse: io ho fatto tutto questo per quel pezzettino di carta, cioè per poter tracciare il modello della faccia della terra, che riguarda
l'origine del Nilo, inteso come la grande via di penetrazione nel cuore di una regione, quella africana, che ormai era chiaro sarebbe stata decisiva per il depredamento economico da parte dell'Europa. E qui siamo arrivati anche perché sono le 7. Dunque, cioè, ciò che sorprende nel caso di Miani è la disparità, la discrasia, lo squilibrio tra le capacità personali, il coraggio, la sapienza e, come dire, la mancanza di un potere politico in grado di sostenere e valorizzare queste capacità. Sulla base, ecco, ripeto, perché questo è molto importante, e così voglio chiudere, ma aspetto le domande, anche se ho un treno alle 7:40, quindi vabbè, e se non torno a casa mia moglie chissà cosa pensa. E sulla base, come dire, Miani è stato davvero l'ultimo della grande cultura venetica, una volta in grado, nel passaggio dal Medioevo all'epoca moderna, di esprimere una straordinaria capacità di produzione di modelli relativi alla comprensione e al funzionamento del mondo. Lì vinse Firenze con la prospettiva. Vinse Firenze con la prospettiva. Tutto il mondo quando lo zar di tutte le Russie, vi ricordate, Nicola, vuole, siamo seconda metà del Settecento, vuole costruire una città per dimostrare all'Europa, cioè all'Occidente, che se vuole la Russia è anche una città occidentale. San Pietroburgo, esattamente. Ma e chiama gli artisti fiorentini, gli artisti toscani, i quali arrivano a San Pietroburgo tutti contenti che immaginano di dipingere quadri, di scolpire statue. No. Non importa nulla di tutto ciò. O sì, se gli importa qualcosa, molto secondariamente. La prima cosa che vuole lo zar di Nicola, lo zar di tutte le Russie, è che si costruisca una grande prospettiva. La prospettiva Nevsky si chiama adesso. Cioè che era la marca, il segno, lo spazio, la spazialità, la rettilinearità, la velocità dell'attraversamento, del tempo di percorrenza, che era la marca esattamente dell'invenzione fiorentina con la quale Firenze fu l'ultima da questo punto di vista delle città italiane che prima si diceva. Il Vaticano lasciamolo stare perché ha ben altri mezzi. Voi sapete che esistono delle carte geografiche in Vaticano che ancora oggi non è possibile vedere. Non sono ammesse alla visione. E perché? Perché c'è il paradiso? No, secondo me perché costringerebbero gli studiosi a riscrivere da capo la storia. È la bellezza, ma signori, il Vaticano è l'ultimo depositario di una verità, che il sapere non va pubblicizzato, il sapere strategico sembra, si dice, signori, adesso come dire. No, anzi, questo è sicuro. Esiste una mappa dove c'è lo stretto di Magellano, ma prima che Magellano iniziasse a navigare. Cioè esisterebbero delle mappe dove già il contorno dell'America meridionale presentava ciò che oggi noi chiamiamo lo stretto di Magellano, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista anche la storia di Colombo sarebbe tutta da rifare sotto molti profili, insomma. A segno di che cosa? Ecco come comprendere, e davvero chiudo perché sono le 7, ecco perché come comprendere quell'affermazione di Miani, il tutto per un pezzettino di carta. Io trovo questa cosa, scrive proprio così, si può mettere tra virgolette, il tutto per un pezzettino di carta. Cioè si trattava di costruire il modello del mondo funzionale
all'avvento della piena modernità, insomma, sulla base dello spazio, sulla base del modello spaziale. Noi siamo ancora qui, però nello stesso tempo, dico questo poi basta perché sennò facciamo davvero notte, io non posso, la prossima volta, se volete, la rete però rimette tutto in gioco. Perché guardate che nella rete non c'è un pezzettino di spazio. La logica della rete non conosce la spazialità, non conosce la misura metrica lineare standard come criterio decisivo della relazione, della trasmissione dei dati. Ed è sulla rete che le informazioni più preziose, cioè le cose più preziose, l'informazione e il denaro, che sono poi la stessa cosa, oggi viaggiano. E questo fa anche sì che la stessa avventura di Miani, come quella di tanti altri esploratori, appunto, oggi possa essere riconsiderata sotto una luce completamente diversa, perché noi in qualche maniera noi stiamo uscendo dall'epoca dello spazio. Vabbè, io devo tornare stasera in treno a Bologna, se no, e quindi il treno, lo dicevo prima, il treno è l'agente spaziale per eccellenza. Vi ricordate il Giro del Mondo in 80 giorni? Phileas Fogg, il protagonista, esce di casa armato soltanto di una cosa: l'orario Bradshaw delle ferrovie. Cioè con quello io sono a posto, no? Funzionava mica tanto. Comunque, ma noi stiamo uscendo dall'epoca spaziale. È proprio questa uscita, cioè il fatto che ormai ogni giorno noi ci accorgiamo che il modello del mondo, che il funzionamento del mondo non obbedisce più al modello spaziale, o almeno che lo spazio come modello esiste ancora per la nostra vita privata, diciamo così, appunto, ma che il funzionamento del mondo nelle sue fasi decisive, informazioni e denaro, non obbedisce più alla regola spaziale. E quindi questa entrata in una nuova fase, si chiama globalizzazione, ma anche qui sarebbe molto da dire, questa nuova fase io credo che ci costringe a guardare il passato con occhi molto diversi. Cioè a riscoprire che cosa? A riscoprire una serie di modelli che lo spazio ha distrutto, cancellato, i luoghi per esempio, e che invece oggi tornano a fare la differenza, come si direbbe nelle partite di calcio. E dunque sulla stessa figura del Miani, visto che sappiamo tante cose, ma altre ci sfuggono ancora, una nuova luce non è detto che non possa venire esattamente dalla fuoriuscita del funzionamento del mondo, da quello stadio che il Miani aveva perfettamente compreso e che pure non era riuscito a, come dire, a cavalcare fino alla fine, nonostante nel tentativo abbia dato tutta la sua vita a epitome di un'intera cultura, quella veneziana. Professor Farinelli, grazie per due cose. Io personalmente, poi penso anche gli altri, per la passione con la quale ha collaborato e vissuto a una figura che giustamente quello che diceva è marginale, no, adesso ci è entrata dentro nel cuore, e poi, lo dico sottovoce, la vertigine finale che ci ha provocato, per cui dovremmo veramente ridarci appuntamento in un luogo che forse merita di essere riascoltato. Allora, lui è un buon camminatore, però deve arrivare 5 minuti prima in stazione, quindi abbiamo esattamente, se volete, 12 minuti di tempo stavo dicendo telefonate, sono andato anch'io, per chiedere quello che volete a Franco Farinelli. È un'occasione da non perdere. Posso cominciare io? Certo. Io ricordo un articolo che Franco Farinelli scrisse alcuni anni fa, non tantissimi, nel quale si cominciava a dire
che c'erano degli italiani turisti seduti vicino a una tribù di Zaire, di cos'era, di Congo, di altri personaggi, che invitarono gli italiani a ballare e gli italiani non andarono a ballare. E nasceva anche lì una questione, te la ricordi questa di spazio? Vabbè, io ho letto non me la ricordo, non l'ho scritto tanto. Cioè, in questo momento non me la ricordo. Una cosa antica. Ecco, sì, vagamente, ma non importa. L'altra cosa è questa. E con l'epoca di Miani nasce la cartografia. Richard Barton, che non è quello che tutti pensiamo, è quello che ha citato, è quello che ha citato lui, ma è un signore che aveva una testa importante, traduce il Mille e una notte e traduce anche il Kama Sutra, poi va a finire a fare ma lui era a Trieste, e va a finire a Trieste, dove scrive un libro per Trieste, eccetera. Si fa mandare dalla Società Geografica Inglese come cartografo. Sì. Cioè, cosa significa? Cioè, io dico, vedo questa figura e poi la metto assieme a quella di Miani, sono contemporanei, cioè vuol dire che la Società Geografica Inglese, che non buttava via i soldi, investe una quantità enorme di sterline per un cartografo, per andare a... Quindi avessimo avuto in Italia forse il Nilo... Sì, ma questa è la storia antica, cioè penso un'altra figura bolognese questa volta, Luigi Ferdinando Marsili, quello che inventa l'oceanografia all'inizio del Settecento. E lui si lamenta, anche lui, del fatto che non ci fosse in Italia, tra le forze politiche allora presenti in Italia, l'unico era il Papa, che era bolognese, tra l'altro era Benedetto XIV, era un bolognese, quindi lui per un po' se l'intende, in grado di... Ma scusate, ma la grande carta di Francia, che ha permesso alla Francia di essere tra 7 e 800 la prima potenza europea, poi arrivano i prussiani, ma la carta di Francia, Gian Domenico Cassini, che insegnava a Bologna, era ligure lui, ma insegnava a Bologna. Però di nuovo, intelligenza italiane, sapere italiano, eredità culturale italiane, capacità di manipolazione simbolica italiane, che per realizzare i progetti che riescono a concepire devono valicare le Alpi, come aveva fatto appunto il Coronelli, e come Miani non riesce a fare. Non so francamente se Miani abbia mai tentato. Certo, quando lui in Egitto convince il viceré a armargli la spedizione, anche lui sta operando esattamente nella stessa maniera. Cioè, il progetto è molto chiaro. Mancano i fondi e l'intelligenza politica vorrebbe che i fondi si trovassero. Se ci fosse un potere politico in grado di comprendere la posta in gioco. Non c'era in Italia questa cosa qui. Non c'era in Italia. E dunque Gian Domenico Cassini non tornerà più. Cassini... La Carta di Francia viene terminata dal nipote di Cassini, ma si chiama Jean Cassini de Thury, perché nel frattempo è diventato nobile, ha fatto fortuna a corte, vendendo che cosa? Saper fare italiano, attenzione, saper fare italiano, che è quello cartografico, ad una potenza, quella francese, che immediatamente con Colbert afferra, cioè comprende come il potere passi attraverso la riduzione della faccia della terra a una tolemaica mappa. Non so se dormiremo con questi messaggi, perché veramente qualche volta uno fa un sobbalzo e dice, oddio, finora cosa ho pensato? Ecco, mi mette un po' in disagio. Dico solo per buttarla lì. Il 48, quello nel 1800, ha creato delle figure incredibili, no? Il Perù è stato disegnato da un milanese che scappa dal 48, no? Sconosciutissimo in Italia. In Perù è un mito. Quando vai là e dici guarda cosa succede. Quindi attenzione,
Ci ha lanciato un messaggio, andiamo a riscoprire No, io adesso purtroppo devo scappare a vedere, cose. ma è così, cioè anche il Codazzi da questo hai perfettamente ragione. Codazzi era uno che all'estero da immigrante vende il sapere italiano a una potenza statale che ne ha bisogno e fa la fortuna e funziona così ancora oggi. Grazie ancora. Lo riempirete di mail, spero, ma lui risponde, magari non subito perché Vi rispondo.